Secondo appuntamento oggi della via degli Aromi, un giro qui al Giardino Botanico dove si parla di biodiversità. Sì, oggi iniziamo finalmente questo secondo appuntamento per parlare appunto della biodiversità, dell'importanza degli aromi anche nella biodiversità, ed è uno scenario unico questo di ritrovarci in questo luogo veramente magnifico che la città dovrebbe vivere ancora più di quello che conosce. Tra l'altro c'è stato anche questo giro nelle piante dell'orto botanico qui della provincia. Sì, i ragazzi dell'Archeo Club sono stati fantastici, hanno illustrato tutto quello che c'era da sapere in merito a questo splendido luogo. Ci hanno mostrato pian piano, ci hanno portato in giro per questo bellissimo giardino e ci hanno fatto capire quanto è importante sia la biodiversità che anche il luogo. Ci sarà un'altra tappa prossimamente. Siamo quasi pronti per la tappa della degustazione a Casa Barbadoro, dove degusteremo con gli amici i veri prodotti delle erbe aromatiche, l'uso nella tradizione. Sì, oggi possiamo segnare il secondo incontro della Via degli Aromi e quindi questo pomeriggio facciamo un'esperienza molto diversa dove abbiamo portato anche noi i nostri ragazzi, le persone che hanno avuto il piacere di seguirci nel fare un viaggio all'interno proprio della natura, conoscendo ovviamente i tesori della nostra città. Prefetto, un'impressione su questo appuntamento di Via degli Aromi presso il Giardino Botanico del Libero Consorzio? Io rimarco nuovamente, come ho fatto in altre occasioni, che questa è cultura, sono momenti veramente di elevata cultura di cui questa città veramente ne sente l'esigenza e che sta esprimendo in tutte queste occasioni. Quindi questo è stato un momento veramente di alta cultura, in un posto veramente simbolico e unico che io sto scoprendo proprio in questa circostanza. Quindi invito io tutti, non solo i cittadini, a seguire tutte le altre tappe di questo progetto, ma soprattutto entrare in un circuito turistico e fare sì che coloro che visitano questa città possono pure visitare questo sito e inserirsi a pieno titolo anche in un circuito dove le biodiversità in questo sito sono veramente numerose. Si apprende ed è anche un luogo di grande didattica. Presidente, oggi secondo appuntamento della Via degli Aromi hanno scelto proprio il Giardino Botanico. Sì, è stata una scelta ottima che noi abbiamo sposato con piacere perché il Giardino Botanico è un ambiente naturale bellissimo, un ambiente naturale dove veramente ci sono tante piante aromatiche, tanti frutti, c'è proprio quel giardino da visitare, da vedere, da studiare e da fare conoscere. All'interno del giardino c'è anche questa cava di pietra, dove sono state costruite tutti gli edifici della Valle dei Templi, quindi abbiamo millenni di storia e che stiamo cercando di rivalutare perché il giardino dell'orto botanico, il teatro dell'Efebo, affiancato al parco archeologico, affiancato a tutte le altre località che abbiamo in provincia, diciamo che possiamo trasformare questa provincia in un'attività veramente turistica di livello. Quindi non dobbiamo fare altro che farlo conoscere, che parlarne, creare questi eventi come questo di stasera, fare conoscere quello che è l'ecosistema oggi importantissimo non solo per il nostro territorio ma anche per il pianeta. Quindi portare i ragazzi verso questa direzione per fare crescere il territorio, sviluppare l'economia locale e dare dignità a questo territorio che ne ha tanto di bisogno. Guido Bissanti, secondo appuntamento di Via degli Aromi qui al Libero Consorzio. È stato un piacere intanto incontrare tanti cittadini, proporre un linguaggio nuovo che viene dalla natura, dalla biodiversità, ma noi dobbiamo essere bravi a trasformarlo in linguaggio anche sociale e quindi abbiamo visto dai feedback che sono ritornati che c'era una grande soddisfazione. Questo significa che forse il mondo deve iniziare a parlare dei linguaggi diversi e andare verso il futuro. Questo è stato il messaggio. Sì, il secondo appuntamento ci vede nel cuore botanico della città, appunto nel Giardino Botanico di Agrigento,
un luogo ricco di storia geologica, ma storia botanica, un luogo ricco di narrazioni che oggi, grazie alle guide di Archeoclub e grazie alla narrazione che vede unite piante e persone e al dottor Bissanti che lo ha narrato in una maniera semplice ma abbastanza completa, abbiamo avuto la possibilità di riconnetterci a un luogo della città molto importante che racconta una cultura profonda, sicuramente da divulgare, da offrire ai turisti e ai viaggiatori esperienziali soprattutto.